Ritiri a scuola di ragazzi incapaci di uscire dalla loro stanza dopo l'allarme lanciato ai nostri microfoni dai presidi trevigiani. La conferma dell'assessora regionale all'istruzione, problema grave e recente, non esiste un protocollo specifico. Congresso provinciale di Fratelli d'Italia, nelle prossime ore il nome del vincitore nella sfida tra Montuori e Claudio Borgia, botta e risposta tra i due. Nei discorsi programmatici il coordinatore De Carlo invoca l'unità. Intanto durante il congresso il leader veneto dei meloniani rilancia e provocano i primi. La Lega se n'è fatta una ragione, presente il segretario trevigiano del Carroccio, nulla è deciso. 25enne tunisino ucciso con un colpo di fucile a Cannemozze in faccia in un bar a Canareggio a Venezia. A freddarlo un 33enne italiano arrestato poco dopo dai carabinieri, forse un regolamento di conti per la droga. Prima notte in carcere a Verona per Filippo Turetta. Intanto a Vigonovo si chiede giustizia per la vittima. A Castelfranco il papà di Ioletta Sitani uccisa da Michele Fusaro, scrive una lettera a Gino Cecchettin. Professionisti forse dell'Est Europa caccia alla banda che ha messo a segno un doppio colpo in 20 ore allo Stora di Pinarello in Viale della Repubblica. Ci ha emozionato e commosso le reazioni degli spettatori del Cinema Edera ieri alla prima del film sul crack delle banche popolari. L'attore e regista: i veneti devono superare la vergogna, sono una colonna del paese. A 28 anni viene da Ponte di Piave il miglior sommelier d'Italia, la vittoria di Cristian Maitana alla finale del concorso indetta a Genova dall'Associazione Italiana della categoria. TG di Treviso, buonasera, buona domenica e ben ritrovati. Ripartiamo dai ritiri a scuola di ragazzi che sono incapaci di uscire dalle loro stanze, una sindrome che in qualche modo è stata ribattezzata hikikomori. L'allarme lanciato dai presidi del Trevigiano proprio ai nostri microfoni ieri ha trovato conferma nelle parole dell'assessore regionale all'istruzione e formazione Elena Donazzan. Non esiste un protocollo, dice Donazzan, è un problema recente esploso dopo il Covid. L'ascoltiamo. Oggi le scuole e i docenti sono chiamati veramente a inventarsi delle soluzioni pur di aiutare questi ragazzi a rimanere in una comunità, a rimanere collegati, perché le problematiche sono diventate veramente estremamente gravi. Non si può fare un protocollo, non ci sono delle regole che valgono per tutti, ogni problematica purtroppo ha le sue ragioni e deve trovare delle sue risposte. La scuola è un'ancora, diceva ieri la dirigente dell'Istituto Planck di Treviso, citando il caso del ragazzo che grazie all'attivazione della DAD e a quel filo rosso che non si è mai spezzato tra lui e la scuola è rientrato in classe dopo 1 anno e mezzo di ritiro e ha conseguito la maturità. In aumento in tutto il Veneto dopo la pandemia il fenomeno dei ritiri sociali, attentamente osservato dall'assessorato all'istruzione del Veneto, costretto però a rimettersi nelle mani delle scelte dei singoli dirigenti in mancanza di un protocollo condiviso per questi casi di abbandono. È una scelta in autonomia delle singole scuole, perché ogni ragazzo ha delle sue problematiche, vanno affrontate di volta in volta. Il fenomeno dell'isolamento, soprattutto dopo il Covid, è diventato un fatto preoccupante. I ragazzi fanno fatica a uscire da delle dinamiche di chiusura in se stessi. E questo sta diventando un fatto estremamente grave. L'ultimo studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che in Italia dopo il Covid gli hikikomori siano arrivati ad essere almeno 54.000. Tra le cause dell'isolamento il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni. Per oltre la metà dei casi si tratta di ragazzi che hanno già mostrato fragilità avendo fatto uso di farmaci anche senza prescrizione del medico. Da qui l'attivazione della DAD in tutti i reparti di psichiatria di tutti gli ospedali del Veneto. Fino a qualche anno fa la scuola in ospedale era riservata, ahimè, ai malati oncologici, cioè ragazzi, bambini che avevano a che fare con le leucemie. Per non far perdere loro la scuola si aiutavano e avevamo 2 ospedali di riferimento dove appunto c'è pediatria oncologica. Oggi purtroppo noi dobbiamo seguire i ragazzi dentro psichiatria in tutti gli ospedali. E siamo ai numeri, ce li dà il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, sono almeno una 50ina i ragazzi che sono seguiti proprio a casa grazie al progetto Felicità. Il Covid sicuramente è stato proprio una cosa
spaventosa, perché è stata una miccia che ha innescato effettivamente un processo importante. Le segnalazioni che noi abbiamo sono 45-50 ragazzi, ecco, nella provincia di Treviso, ma sicuramente sono molto di più. Si chiama Felicità, il progetto avviato proprio dopo il Covid in provincia di Treviso per seguire i ragazzi che per ragioni diverse hanno deciso di richiudere la loro vita in una stanza. 4 mura che li separano dagli altri e dalla loro famiglia, dalle relazioni, dal confronto, dal giudizio. Per intercettare questi ragazzi l'ULSS arriva a casa loro. Cosa succede? Segnalazione della scuola di solito perché c'è l'abbandono da parte dei ragazzi. I genitori hanno un po' di pudore, allora si fanno i nostri educatori, il primo contatto ce l'hanno con la famiglia. Quindi si crea un lavoro con la famiglia, con lo psicologo, e poi si va a casa con l'aiuto della famiglia a parlare con il ragazzo. 6 mesi di percorso al termine del quale si cerca di farli partecipare a gruppi di automutuo aiuto in ambienti che spesso sono messi a disposizione dei comuni oppure sono parchi. L'invito alle famiglie ora è quello di non sottovalutare, non chiudersi anch'esse nel dolore. È un percorso lungo, chiarisce il direttore generale Francesco Benazzi, ma il recupero esiste e questi ragazzi possono davvero ritornare alla vita. Quello che noi diciamo anche alle famiglie è: guardate, segnalate questi casi qua, perché purtroppo questa sindrome, che oggi è solo di isolamento, può portare alla depressione, quindi bisogna prenderla in carico con lo psicologo e poi aiutarli ad uscire da questo tunnel, altrimenti diventa veramente un tunnel senza uscita per loro. Siamo alla politica, congresso provinciale di Fratelli d'Italia. Oggi all'Hotel Maggior Consiglio di Treviso si vota fino alle 20, grande partecipazione. Per entrambi gli sfidanti un discorso di circa una decina di minuti tra applausi e stoccate velate. Avevo forse una decina di amministratori, ne ho messi 10 ma non c'erano neanche. Oggi siamo a circa 100 amministratori. Avevamo 350 iscritti, io ho trovato un partito con 350 iscritti, oggi siamo a 2800 iscritti. Dobbiamo essere onesti, quel risultato, quel 33%, non possiamo pensare che sia nostro, che sia di qualcuno di noi. Quel risultato è esclusivamente di Giorgia Meloni. Sono le sfumature a fare la differenza, niente telefonate segrete, cene di fazione, dichiarazioni fatte uscire per conto terzi. La sfida tra Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale uscente del partito di Giorgia Meloni, al vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia, spinto dai suoi, ammette, a candidarsi, si gioca sulla grammatica. Pacato il primo, appassionato il secondo, l'io usato da Montuori, il voi di Borgia, il conto dei traguardi raggiunti per il primo, la richiesta di maggior coinvolgimento e partecipazione del secondo. Treviso è stata una delle province d'Italia con il maggior successo in termini elettorali. Fare i gazebi, stare in mezzo alla gente, parlare con la gente, con il Gestire una squadra non è come amministrare un comune, spiega Montuori, servono più gazebo, risponde Borgia. Il partito è un'organizzazione complessa e, a differenza di un'amministrazione comunale, richiede una gestione come quella che si deve dare alle organizzazioni complesse. Noi possiamo radicarci sul territorio, cercare di esprimere la nostra migliore classe dirigente e farla candidare. Congresso molto partecipato. Al senatore Alberto Balboni è andata la presidenza, 20 consiglieri che saranno espressione della nuova segreteria. Questi nomi in lizza, 6 saranno scelti direttamente dal nuovo segretario. Ho cercato solamente di dire quello che penso e soprattutto quello che faccio dall'età di 15 anni ad oggi che ne ho 37. Mi batto quotidianamente per le idee in cui credo, che sono le idee della destra italiana. Da domani si lavora come si è lavorato prima, insieme a tutti, per fare diventare sempre più grande Fratelli d'Italia. Appello all'unità da parte del coordinatore regionale De Carlo, 2 stili diversi, ma l'obiettivo è arrivare allo stesso risultato. Ho invocato quello che Giorgia Meloni ci chiede da sempre, cioè di essere un partito forte, serio, coeso, coerente con i nostri ideali, e credo che entrambi i candidati rispondano perfettamente a questo identikit. Al congresso provinciale presente anche il segretario del Carroccio trevigiano, Dimitri Coina, al quale il leader veneto De Carlo ha lanciato più di una frecciata sul palco, sul piatto la battaglia per le regionali. Hai rimarcato che avete superato la Lega sostanzialmente oggi? Beh, insomma, glielo dovevo al mio amico Coin, che era in prima fila, lo vedevo e quindi l'ho sollecitato, però so che la nostra è una competizione, una non competizione interna, perché il nostro avversario è sempre il centro-sinistra, per cui se una volta vince la Lega, una volta vince Fratelli d'Italia, noi siamo felici a prescindere. Siamo il primo partito in Italia e in Veneto gli amici della Lega ormai se ne sono fatti una ragione.
Lo dice dal palco del Maggior Consiglio il coordinatore regionale De Carlo, che non si fa sfuggire l'occasione di marcare il territorio davanti al segretario del Carroccio trevigiano Coin, nel giorno in cui si sceglie il pariruolo dei meloniani nella Marca. Con lui sorrisi e strette di mano si sprecano, ma il refrain di Fratelli d'Italia da mesi è sempre uno: la regione ora tocca a noi. Coin, da par suo, non si scompone. Io non do così per scontato che Fratelli d'Italia esprima il prossimo candidato alle prossime elezioni regionali. Noi abbiamo un presidente che è Luca Zaia, si sta trattando ancora per un ulteriore mandato del presidente stesso e quindi io sono assolutamente fiducioso che il Veneto resti in mano alla Lega. I numeri però sono in questo momento dalla parte degli alleati, un solco che politicamente sta diventando un problema. Hanno fatto un'analisi reale su quello che è stato il consenso che è derivato dalle scorse elezioni politiche, dove di fatto noi siamo scesi sensibilmente nel consenso e loro sono il primo partito in Veneto, ma non solo. Il Veneto è il primo partito per Fratelli d'Italia e questo è anche un po' una responsabilità nostra negli ultimi anni, dove dovremmo capire dove abbiamo sbagliato e dove stiamo già lavorando per migliorare, per recuperare e per far sì che alle prossime elezioni amministrative, perché la Lega è comunque fortissima a livello amministrativo, ritorniamo a riequilibrare quelli che sono i rapporti di forza che ci hanno contraddistinto in questi ultimi decenni. Al congresso presente il senatore Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali in Senato, quella che ha dato il via libera al DDL Calderoli. Balboni conferma in aula il DDL, quindi la riforma dell'autonomia, già a partire da gennaio. L'autonomia è nel programma di governo insieme al premierato, non è vero che uno, come dire, è lo scambio per l'altro, sono due riforme che in egual misura dobbiamo fare. Importante tanto quanto quello del premierato, la riforma dell'autonomia o battaglia, per usare un lessico più veneto, è passata in Commissione Affari Istituzionali ed è destinata ad approdare in aula già dopo Natale. A scandire i tempi ora il presidente della Commissione Affari Costituzionali che lo scorso 21 di novembre ha dato il via libera al DDL Calderoli. Abbiamo impegnato 49 ore di discussione, abbiamo esaminato più di 600 emendamenti. Di questi 600 emendamenti ne sono stati approvati più di 80, un paio anche miei, in particolare quello all'articolo 3 che ha riscritto completamente l'articolo 3, ma la cosa più interessante è che sono stati approvati più di 40 emendamenti delle opposizioni. Accanto al centrodestra questa volta ci sono anche il gruppo delle autonomie e il terzo polo, un testo profondamente diverso da quello originario che oggi contiene anche il principio di coesione nazionale che l'autonomia deve servire a rafforzare. Abbiamo inserito il principio che comunque i LEP, i livelli essenziali di prestazione, dovranno essere approvati dal Parlamento con legge e non con DPCM e mi prendo il merito di essere io l'autore dell'emendamento che ha accolto questa giusta richiesta di molti costituzionalisti. Abbiamo inserito il principio che se una regione non rispetta gli impegni lo Stato può intervenire e revocare anche le intese. Una riforma che serve all'Italia per Balboni. E bisogna responsabilizzare i territori, bisogna responsabilizzare i livelli istituzionali che hanno poi l'impegno di rendere i servizi. La palla passa ora alla conferenza dei capigruppo che dovrà dare una data alla prossima tappa. Al massimo a gennaio l'autonomia andrà in aula, il premierato ha bisogno un po' più di lavoro. Siamo alla cronaca e caccia alla banda, probabilmente sono professionisti dell'Est Europa che giovedì ha messo a segno un doppio colpo nel Maxi Store Pinarello. Siamo in Viale della Repubblica, un raid da 250.000 euro, spariti numerosi modelli di bici di alta gamma. I ladri, ripresi dalle telecamere, sarebbero entrati in azione 2 volte a distanza di 20 minuti, utilizzando la stessa apertura antipanico. La prima visita è avvenuta alle 3 del mattino, quando il comando è arrivato con un furgone nel retro del negozio, tagliando la rete di recinzione e trafugato in pochi minuti 12 biciclette del valore di 150.000 euro. Secondo raid nella notte, quando dopo aver fatto un altro foro sulla rete e aver di nuovo forzato la porta antipanico dell'officina, gli stessi 3 uomini pare ne hanno rubate altre 7 per 100.000 euro di valore. Caccia dunque alla banda. E con la cronaca ci spostiamo a Venezia perché un 25enne tunisino è stato ucciso con un colpo di fucile a canne mozze in faccia in un bar a Canareggio. I carabinieri hanno arrestato un 33enne veneziano, forse un regolamento di conti per la droga. Il servizio di Filippo Fois e Lorenzo Maier.
Il titolare era lì che puliva, sembrava il macello comunale perché era sangue che veniva fuori da tutte le parti. Col boccio che puliva, lavava per terra, tirava fuori i frigoriferi, lavava per terra. Nelle parole di un testimone oculare che ha preferito rimanere anonimo, la scena agghiacciante che si presentava a chi fosse passato la mattina presto in Salizzada San Geremia, a 2 passi dal Ponte delle Guglie. Poche ore prima, all'interno del bar Halal Food, il corpo di Ben Mallat, 25enne tunisino irregolare in Italia, giaceva a terra raggiunto al volto da un colpo esploso da un fucile a distanza ravvicinata. Erano le 23:30. Tutti attorno qua hanno sentito peso, perché era impossibile non sentirlo. Non sono riuscito a distinguere il colpo di pistola o di arma da fuoco, perché non sono un cacciatore né sono avvezzo a sparare, ma concettualmente ho sentito molto secco, infatti mi ha detto che era un fucile, infatti il colpo era bello forte, cioè era una bella botta. Una sequenza drammatica e agghiacciante, una tragica scena di morte e sangue che ha riportato alla mente un altro delitto, sempre nella stessa zona, più di 30 anni fa, ai tempi della Marà del Brenta. Siamo in uno dei punti maggiormente trafficati della città, sulla strada che porta alla stazione ferroviaria, a quell'ora con poche attività aperte. Accusato di omicidio volontario in quello che appare un brutale regolamento di conti, quasi un'esecuzione, con un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, illegalmente detenuto e poi ritrovato in un canale, e un veneziano di 33 anni, Raffaele Marconi, residente con moglie e figli poco distante dal luogo del delitto. Marconi lavora da diversi anni per Laguna Trasporti e Manutenzioni, ha già precedenti di polizia alle spalle, è stato rintracciato nella propria abitazione dai carabinieri, ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in stato di fermo. Resta da capire con certezza il movente dell'omicidio, che non parrebbe legato a motivi passionali, non si esclude lo spaccio di stupefacenti. Il prefetto Michele Di Bari ha rivolto un plauso ai carabinieri e alle forze dell'ordine, arrivati in breve tempo ad individuare il presunto colpevole. Ora è il pubblico ministero Davide Nalin a coordinare le indagini in corso. Venezia è sotto shock per l'omicidio in Salizzada San Geremia e inizia ad essere opinione diffusa che dopo Mestre e Marghera la sicurezza sia diminuita anche a Venezia. Un omicidio a colpi d'arma da fuoco nel cuore di Venezia, in mezzo alla gente, ha lasciato la città sotto shock. Assessore al commercio Sebastiano Costalunga conosce bene Cannaregio e ricorda come la Smart Control Room sia stata d'estremo aiuto all'intervento delle forze dell'ordine. Il problema notturno c'è, ci sono stati degli accoltellamenti da parte di soprattutto la zona, diciamo, legata alla vita notturna, dove spesso e volentieri persone extracomunitarie fanno spaccio, droga, gira, e la polizia sicuramente sta cercando di intervenire. Adesso vedremo, insomma, qual è la natura del gesto. Cannaregio è uno dei sestieri ancora popolati e vivi di Venezia. Alberto Alberti dell'associazione Masegni Nissioeti è passato in Salizzada San Geremia qualche ora dopo. Sono passato alle 5:30 per andare al lavoro, come faccio di solito, ed era ancora tutto transennato e niente, c'erano ancora 2 carabinieri. Ci sono sì molte telecamere, però bisognerebbe avere più pattuglie. Anche Monica Poli, dei cittadini non distratti, volontari anti-borseggio, abita a Cannaregio e conosce bene le dinamiche del sestiere. Questo è un episodio gravissimo, purtroppo di episodi diciamo meno gravi ne abbiamo avuto nell'ultimo anno, tra qualche accoltellamento, come tutti ben sanno. Come ripeto sempre, ci vuole più forze dell'ordine in campo e più potere alle forze dell'ordine. Matteo Secchi di Venezia.com interpreta l'omicidio come un fatto slegato rispetto alla diminuzione di sicurezza che comunque si sta registrando a Venezia. Cannaregio io ci sono nato e cresciuto, indubbiamente negli ultimi anni i fatti si sono moltiplicati e le persone che girano di notte per queste strade sono assolutamente poco raccomandabili. Omicidi qui non si vedevano da parecchio tempo. Io l'ultimo omicidio efferato che ho assistito è stato l'omicidio di un mio carissimo amico, Paolo Granzo, che è stato ammazzato credo una quindicina di anni fa, 20 anni fa, qui nel suo magazzino. Un delitto compiuto dal suo dipendente moldavo.
E nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ieri è accaduto un altro episodio di violenza e sempre a Vigonovo. Picchia la moglie in strada e viene fermato dall'intervento di alcuni giovani che forniscono poi la targa ai carabinieri che rintracciano l'uomo. È una 71enne, nella sua abitazione è stato rintracciato ed è stato arrestato. Determinante l'intervento di alcuni giovani che mentre camminavano lungo la strada tra la chiesa e il patronato hanno assistito all'aggressione e hanno permesso così ai carabinieri di rintracciare l'aggressore. E a proposito di Vigonovo e dell'omicidio di Giulia Cecchettin, prima notte in carcere a Verona per Filippo Turetta, martedì l'interrogatorio, le indagini proseguono nel luogo del ritrovamento del corpo, il canalone di Barcis. Tra i reperti trovati spunta anche un libro illustrato per bambini ed una scarpa nera. A Castelfranco il papà di Iole Tassitani, la ricorderete, uccisa da Michele Fusaro nel 2007, scrive una lettera proprio al papà di Giulia, Gino Cecchettin. Chiede davvero che faccia giustizia, che sia applicato tutto ciò che si può applicare per mostrare anche la forza con cui le nostre istituzioni, in questo caso gli organi di giustizia, applicheranno il giusto metro per dare giustizia a una famiglia e una ragazza, una nostra concittadina, in questo caso che purtroppo non c'è più. La voce della comunità di Vigonovo per bocca del sindaco è che giustizia sia fatta. C'era anche lui, il primo cittadino a Torreglia per la fiaccolata in memoria di Giulia, nella quale ci si è stretti attorno a due famiglie distrutte, quella della vittima e quella dell'assassino. Ma la vicinanza ai genitori di Filippo Turetta non deve mettere in secondo piano le responsabilità del 21enne. E a sperare nella giustizia è anche un papà che con il dolore ci convive da 16 anni. A Castelfranco Luigi Tassitani scrive una lettera a papà Gino Cecchettin ricordando l'orribile morte della figlia Iole, rapita, uccisa e fatta a pezzi da Michele Fusaro nel 2007. Nelle sue parole da papà a papà ci sono ancora sconforto e rabbia. La perdita di una figlia è grave e dolorosa in qualsiasi caso, ancora di più se causata volontariamente per mano di altri. Le nostre storie sono quindi simili e per questo mi sento vicino a te. Il rapimento, l'angoscia e la ricerca per una settimana con la speranza che le nostre figlie tornassero a casa vive. Poi invece la notizia che mai si sarebbe voluto immaginare o pensare. È la fine di tutto, la morte dentro anche per noi genitori. Si pensa di punire l'assassino Filippo con pene severissime, vale a dire l'ergastolo. Mi auguro paghi la pena per intero. Noi invece abbiamo dovuto lottare contro il rito abbreviato, che al tempo era applicabile anche ai reati che prevedevano l'ergastolo. Nel caso dell'assassino di mia figlia, la pena è stata ridotta a 30 anni di reclusione, avendo avuto uno sconto di pena rispetto alla richiesta di ergastolo. Dopo 15 anni, per buona condotta o altri motivi, ha iniziato ad usufruire di uscite dal carcere. E conclude. La vittima e i suoi familiari rimangono vittime tutta la vita con il vero ergastolo. Gli assassini, dopo 15 anni, cominciano a riavere una speranza che a noi vittime è stata tolta per sempre. Sono fermamente convinto nell'idea che le pene giudiziarie per reati simili dovrebbero essere espiate per intero, senza sconti, mentre noi familiari gli sconti alla sofferenza non li abbiamo. Divide il dibattito apertosi dopo il delitto di Giulia Cecchettin sull'opportunità di introdurre lezioni educative affettive nelle scuole. Sentite. A mio parere, aggiungere un'ora o meno di lezione e attività alla settimana di cosiddetta educazione all'affettività serve a poco. Armando Tivelli, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, interviene nel dibattito che si è aperto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin sull'opportunità di introdurre nelle scuole lezioni di educazione affettiva. Tivelli parla di un problema educativo che non può e deve riguardare solo le scuole, ma bensì partire dalle famiglie. Nei confronti della scuola spesso i genitori si sono tramutati nei sindacalisti dei figli. I genitori, a mio parere, dovrebbero riscoprire il valore educativo di qualche no. Progetti di educazione affettiva che in alcune realtà già esistono, come a Treviso, dove il comune ha vinto un bando europeo portando nelle scuole elementari e medie i laboratori Alice incontra Pollicino, che vede 2 educatori impegnati ad insegnare la giusta relazione con l'altro, il rispetto e il riconoscimento dei sentimenti e delle emozioni altrui.
Questo è il laboratorio che noi oggi portiamo, è un progetto che è stato sviluppato nel distretto di Pieve di Soligo, anche con l'azienda sanitaria, e che ha funzionato e dimostra che funziona. Ecco, in quest'ottica qua la scuola sempre più deve andare in maniera strutturata verso questo tipo di formazione, e questo è quello che ci chiedono anche le dirigenti scolastiche. Ma anche alle scuole superiori esistono progetti simili. All'Istituto Max Planck di Lancianigo di Villorba, ad esempio, nell'ambito del progetto Benessere da anni è attivo uno spazio di educazione sentimentale. Si tratta di condividere uno stile, una sensibilità, una maniera di stare insieme. Siamo capofila nazionale della rete mediazione, con 15 ragazzi già formati a fare i mediatori tra pari, quindi diffondiamo una cultura del confronto. E poi c'è il tema della giustizia riparativa. Andiamo a Vittorio Veneto, dove la diocesi ha organizzato nell'aula magna del seminario vescovile un incontro con Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, e gli studenti, per parlare appunto di giustizia riparativa. Come potrei odiare Franco? È impossibile, perché c'è una vita in mezzo. Agnese Moro, figlia dello statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, seduta accanto all'ex brigatista Franco Bonisoli, insieme, fianco a fianco, per parlare di giustizia riparativa agli studenti degli istituti superiori di Vittorio Veneto. Secondo me la giustizia riparativa aiuta a sgombrare, a muovere, a disarmare i sentimenti che magari ci sono un pochino ancora, può darsi, ma non... e disarma anche il dolore. Seduti vicini, diventati amici, senza dimenticare il passato. Questo per Agnese Moro è il senso profondo della giustizia, un risultato ottenuto grazie al perdono. Perdonare è un motto dell'anima, aiuta le persone, perché quando si subisce un torto si resta prigionieri di sentimenti fortissimi e terribili come rancore, rabbia, odio. Pensavo fossero mostri, fantasmi, ha ribadito Agnese Moro, invece sono persone. Come quando una studentessa ha rivolto una domanda a Bonisoli, entrato nelle BR a 19 anni, nell'agguato di Via Fani uccise un agente. Dopo lunghi anni di detenzione, Bonisoli ha intrapreso anche un percorso di giustizia riparativa. Volevo chiedere a Franco se gli ideali che avesse avuto al tempo sono ancora presenti oggi. Ho fatto le scelte della violenza per creare un mondo, pensando di creare un mondo migliore, questa era l'aspirazione. Oggi rifiuto decisamente la violenza per pensare a fare un mondo migliore. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Treviso, ben ritrovati. Ieri sera era in diretta con noi nel corso dei nostri notiziari Antonio Albanese per la prima di 100 Domeniche, proiettato al Cinema Edera, grande successo di spettatori. Ve lo facciamo ascoltare. Bellissimo, bellissimo. Fa riflettere su quello che ci è capitato. Certamente, in questa zona qua poi. È una fortissima emozione, soprattutto perché questa è una terra molto ferita. E credo che le persone abbiano apprezzato molto e credo che il film abbia dato voce anche a questo dolore, a questa sofferenza. Non sono in pochi ad asciugarsi le lacrime quando le luci si riaccendono e al Cinema Edera si ripiomba nel presente dopo aver visto narrato su pellicola il dramma di quanti hanno perso la dignità prima ancora dei risparmi con il crack delle banche popolari venete. Ce ne sono anche tra il pubblico di Truffati, assieme a tanti cittadini che tributano omaggio ad Antonio Albanese e al suo 100 Domeniche. Ci lascia in parte l'amaro in bocca e la consapevolezza di una realtà difficile anche e soprattutto per noi veneti. Un'emozione che nel suo viaggio veneto ha catturato anche l'attore e regista. Momenti di grande emozione, di grande condivisione con il pubblico veneto, con il pubblico di Vicenza, di Treviso, di Montebelluna, di Padova. Cioè, un'emozione che è stata condivisa. Io ho realizzato questo film perché parla di umanità e quell'umanità io l'ho ricevuta, quell'umanità è arrivata grazie a 100 Domeniche e quindi sono veramente felice e di questo giorno lo definisco uno dei giorni più intensi della mia carriera perché è stato particolarmente emozionante. La storia di una fiducia tradita, di un futuro che crolla e della vergogna che molti provano ancora oggi e che ora si deve superare.
Non ci si deve vergognare, perché tendenzialmente le persone che sono state colpite da questa enorme vergogna sono le persone, sono i primi, sono quelli che sostengono e hanno sostenuto questo paese, e quindi primi, e si rimane primi. Non solo il Prosecco, la Camera di Commercio lancia anche l'olio Made in Treviso il 6 dicembre. I massimi esperti nazionali ed internazionali si ritroveranno in Piazza Borsa. Non solo manifatturiero ma anche olio. Noi abbiamo delle eccellenze di produzione nella pedemontana e quindi avremo il 6 di dicembre proprio qui in Camera di Commercio un momento di studio, di assaggi, di prodotti, quindi con un parterre importante. La Camera di Commercio di Treviso Belluno chiama a raccolta gli esperti nazionali e internazionali di olio. Un nuovo possibile ambasciatore del territorio, nel gergo tecnico si chiama oleoturismo. Abbiamo sì le colline Prosecco, sito patrimonio UNESCO, ma abbiamo anche la biosfera del Grappa e quindi Asolo, tutta quell'area lì dove appunto viene prodotto quest'olio. Il 6 dicembre quindi nella sala conferenze della Camera di Commercio in Piazza Borsa a Treviso l'olio sarà protagonista. Tra i relatori anche alcuni esperti dell'Università Americana di Tucson specializzati in dieta mediterranea e poi professionisti del marketing e dell'enogastronomia. Si studiano nuovi orizzonti e quindi nuovi mercati. Bisogna guardare a mercati esteri e mercati alternativi che non siano i soliti mercati che noi conosciamo, quelli europei, ma bensì il mercato americano, che è sempre potenzialmente molto forte, ma anche il mercato asiatico oppure il mercato degli Emirati. È il trevigiano Christian Maitan, 28 anni, il miglior sommelier d'Italia. La finale del concorso dell'Associazione Italiana Sommelier si è tenuta oggi a bordo dell'MSC World Europa a Genova, a conclusione della 55esima Convention nazionale di AIS. I sommelier sono stati esaminati da una giuria tecnica composta dai vincitori delle precedenti edizioni e da un'altra giuria composta da giornalisti e referenti dell'area didattica di AIS. Maitan è sommelier di AIS Veneto, lavora nel ristorante di famiglia a Ponte di Piave. Nel 2018 ha vinto il titolo di miglior sommelier AIS Veneto. Un'emozione grande ottenere questo riconoscimento, ha detto Maitan, un sogno che avevo fin dalle scuole superiori e che oggi si avvera. Siamo al servizio storico delle nostre domeniche, mentre l'Europa proroga per altri 10 anni l'utilizzo del glifosato nei nostri territori. Non si è mai spento il dibattito sull'uso dei fitofarmaci in agricoltura, una situazione che già quasi 40 anni fa veniva denunciata dalla Chiesa, come ci racconta Tino Giacomin nel servizio del telegiornale del 12 novembre del 1987, dedicato alla festa del ringraziamento con l'allora Vescovo Antonio Maestrorigo ad Arcade, che vi proponiamo nella consueta rubrica della domenica. E se Dio rimandasse i doni al mittente? Non è uno slogan degli ecologisti, ma un reale problema che per la prima volta, sia pure con tutte le dovute cautele, è stato affrontato dalla Chiesa in occasione della giornata di ringraziamento che è stata celebrata ieri ad Arcade. Un appuntamento importante per gli uomini che lavorano la terra e per coloro che li incoraggiano, consigliano e troppo spesso strumentalizzano. Scrive Don Giovanni Brotto, responsabile religioso della Coltivatori Diretti. La natura, raccolta tra l'autunno che fugge e l'inverno che viene, offre il suo ossequio al Creatore. L'universo è tempio, la terra è altare, il cielo è cupola, gli astri semivelati sono fiaccole, le nubi sono fumi d'incenso. Questo una volta. Oggi questo tempio rischia di venire dissacrato dai mercanti. Per mettere in guardia gli operatori agricoli e i loro cattivi consiglieri è intervenuto ieri il vescovo Maestrorigo, contatto si intende, ma con estrema chiarezza. Noi siamo fieri, ha detto, dei progressi della scienza e della tecnica che trasformano le nostre condizioni di vita, ma nello stesso tempo prendiamo sempre più coscienza dei loro limiti. Il vescovo ha ricordato quindi le parole del Vangelo che invita alla carità, a non idolatrare il denaro, evitando le false sicurezze che nascono dalla ricchezza ingiusta ed egoista. Chi ha orecchie da intendere, intenda. È una denuncia della filosofia del guadagno ad ogni costo. Nel nostro caso il costo è la distruzione dell'ambiente, operata grazie ad una ideologia che trasforma il dono in un'arma.
Di qui un richiamo agli operatori agricoli e ai loro ambigui maestri a fare un sincero esame di coscienza. Anche la vita del popolo, con estrema prudenza, mette il dito nella piaga. Si impone un cambiamento di rotta a vantaggio dell'uomo, scrive. Sono timidi passi, ma significativi, per dire pane al pane e vino al vino. Un pane, purtroppo, che ha perso il suo antico sapore, mentre l'acqua, la terra, l'aria sono sempre meno sorelle. Bioesseri, metafora dell'evoluzione tra natura e arte, è la mostra di Pino Guzzonato, artista di fama internazionale che arriva per la prima volta a Treviso. I bioesseri per me sono la diversità fatta regola, perché l'importante è essere diversi al mondo. Si è tutti diversi. Scultore, pittore, disegnatore, incisore di fama internazionale, Pino Guzzonato ha scelto per la prima volta Treviso per questa esposizione visitabile negli spazi di Cascarpa. Noi nel pensare questa mostra abbiamo anche cercato di delineare un percorso che faccia capire al visitatore come è arrivato a realizzare queste opere, e quindi parliamo del mondo naturale che ha circondato e che ha sostanziato la vita di Guzzonato fin dagli esordi. 150 opere che consentono di ripercorrere la lunga carriera dell'artista nata dalla natura fino all'ultima creazione bioesseri pensata e portata a compimento nel periodo Covid. Durante l'isolamento Guzzonato ha realizzato una serie di piccole statue d'argento e pietra colorata dalla forma curiosa. I bioesseri di Pino Guzzonato sono un bestiario contemporaneo meraviglioso, sono una metafora evolutiva perché ci danno l'idea della gioia della diversità individuale, delle sperimentazioni evolutive, e sono davvero un modo per capire come funziona l'evoluzione. Questa mostra, articolata in 4 sezioni, è la prima di un filone di esposizioni che prende il nome di Collezioni del Territorio, ovvero artisti, raccolte e patrimoni culturali dell'area veneta. Con queste belle immagini noi ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. A inizio settimana si profila l'arrivo di una perturbazione atlantica su quasi tutta Italia che causerà tempo instabile. Vediamo la previsione sul nostro territorio. Sul Veneto la giornata di lunedì 27 novembre sarà in prevalenza nuvolosa, qualche schiarita inizialmente, poi cielo coperto. Nel pomeriggio saranno possibili le prime deboli precipitazioni sporadiche, in serata tendenza a divenire più diffuse. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 7 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo più sole inizialmente, a seguire invece più nubi con possibili piogge sparse in genere deboli. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso piuttosto nuvoloso. Possibili poi debolissime precipitazioni, nevose oltre i 500 metri di quota. Temperature minime intorno a -1-0 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,